sui canali Facebook. Ehi Google, fammi ascoltare Radio Più da TuneIn. E sei sintonizzato su Radio Più. Elezioni regionali, messaggio a pagamento, committente Silvia Cestaro. Sono Silvia Cestaro. Come persona ho sempre scelto di ascoltare per poi portare risultati concreti ai territori di montagna, vicino ai cittadini, associazioni, operatori economici e agricoltori. I valori della mia terra, tenacia, concretezza e rispetto, sono e saranno i pilastri fondamentali per dare forza al mio mandato. Vi chiedo una rinnovata fiducia alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. A fianco al simbolo Lega scrivi Cestaro. Messaggio a pagamento, committente responsabile Silvia Cestaro. L'informazione locale. Hai la patente C e CQC? Entra a far parte della squadra di autisti addetti alla raccolta porta a porta di Valpe Ambiente per i cantieri di Santa Giustina, Agordo e Borca di Cadore. Potrai contare su stabilità lavorativa, agevolazioni per l'alloggio temporaneo e molto altro. Candidati subito nella sezione Lavora con noi del sito valpeambiente.it e costruisci il tuo futuro insieme a noi. Eventi Pig e Menti. Mercoledì 19 novembre dalle 18 nell'aula magna dell'Istituto Catullo in via Garibaldi a Belluno, dialogo tra il relatore professor Michele Tison e il dottor Renzo Barbazza. Ingresso libero e gratuito. Si ringrazia Banca Prealpi, Fratelli Colle, Famiglia Conz, Macelleria Limana e dottori Silvia Barbini e Marco Tarascio della farmacia San Valentino, Limana. La banda da Fodom, insieme ai cori del decanato di Livinallongo, invitano tutti all'esecuzione della Missa Santa Cecilia di Jacob De Anno, che verrà suonata dalla banda da Fodom e cantata da oltre 60 coristi sabato 22 novembre alle ore 18 nella chiesa di Pieve di Livinallongo. Vespeton de Trot! Radio Più. Viviamo l'autunno insieme. Il radiogiornale è offerto da IMAP, qualità, servizio e valori per il mercato della rifrigerazione. Buongiorno dalla redazione. Oggi il voto in Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla risoluzione americana per Gaza, ma pesa l'incognita della Russia che potrebbe porre il suo veto. In una dichiarazione pubblicata nella notte da Hamas a nome delle fazioni palestinesi si afferma che la risoluzione presentata dall'America al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è pericolosa ed è un tentativo di sottomettere la striscia di Gaza all'autorità internazionale. È di almeno 3 morti e 10 feriti il bilancio di un attacco russo che stanotte ha colpito la regione ucraina orientale di Kharkiv. Nel suo tour europeo Zelensky ha rinnovato il suo appello ai partner dell'Ucraina perché facciano di più per dotare il suo paese di sistemi di difesa antiaerea. Il presidente ucraino oggi è a Parigi. La visita di Zelensky fa parte di un breve tour dei suoi alleati occidentali che lo ha visto siglare un accordo energetico con la Grecia ieri e include una visita in Spagna domani. È morto il ragazzo di 20 anni coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto ieri a Milano. Il giovane era ricoverato nel reparto di neurorianimazione ed era a bordo del fuoristrada che si è ribaltato dopo l'impatto con un'auto alla cui guida c'era un 32enne risultato positivo al test che rileva la presenza di sostanze stupefacenti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per la giornata di oggi che interessa diverse regioni italiane, in particolare il nord e alcune zone del centro. I fenomeni sono in generale attenuazione rispetto al maltempo più intenso registrato ieri, ma persistono condizioni di vulnerabilità su più fronti. In Piemonte, in particolare nei settori meridionali e sull'Appennino, e in Emilia-Romagna si prevede un rischio primario idrogeologico e idraulico. Manca sempre meno al click day del bonus elettrodomestici. A partire dalle ore 7 di domani gli utenti avranno la possibilità di inoltrare le richieste e procedere all'acquisto utilizzando il contributo dedicato.
Sul portale bonuselettrodomestici.it è già consultabile l'elenco destinato ad ampliarsi nel tempo degli apparecchi ammessi all'incentivo. Si tratta esclusivamente di beni fabbricati in impianti situati all'interno dell'Unione Europea. Al momento il numero di prodotti sfiora quota 6.000. Il tennis, Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz nella finale dei sogni e si conferma campione alle ATP Finals. 7-6-7-5 i parziali per l'azzurro, che bissa così il titolo conquistato sempre a Torino 12 mesi fa. Per Jannik è il 24esimo successo in carriera, il sesto della stagione. Per il calcio l'Italia cade a San Siro a vincere la Norvegia per 4-1. Quest'ultima strappa così l'aritmetica qualificazione ai mondiali 2026, mentre la nazionale italiana sarà costretta a giocare i play-off. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Elezioni regionali, messaggio a pagamento. Committente Andrea De Bernardin, candidato consigliere alla Regione del Veneto. Da montanaro semplice e realista non voglio fare promesse che poi magari non sono in grado di mantenere. Sono però certo, questo sì, del profondo sentimento che mi lega al territorio della provincia di Belluno e sono altrettanto certo dell'impegno che saprei dedicare alle nostre comunità qualora eletto, facendo tesoro soprattutto dell'esperienza maturata nei 3 mandati da sindaco di Roccapietore. Il 23-24 novembre vota Lega, Liga Veneta, per Alberto Stefani presidente e scrivi De Bernardin. Messaggio a pagamento. Committente responsabile Andrea De Bernardin. Radio Bardin consiglia Christmas Town is in the air. La nostra bellissima città del Natale è finalmente aperta per te. Lasciati avvolgere dal calore e dall'aria che si respira in questo ambiente magico. Fatti un giro tra le casette addobbate e tra gli alberi della foresta incantata. Resterai con il fiato sospeso. Passa a trovarci in località Volpere 20 a Santa Giustina Bellunese. Radio Bardin, il Natale che stai sognando a portata di mano. 2 cuori e un materasso. Niente più compromessi per una sana e confortevole vita di coppia. Da Mioranza Arredamenti potete personalizzare il vostro materasso. Un esclusivo programma regola costantemente temperatura e umidità del materasso per regalarvi un vero e sano riposo. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo. Prova ora in esclusiva i materassi UMI e Regula. Nel cuore della valle di San Lucano, tra l'imponente Agnier e le maestose Pale, c'è un angolo di gusto e tranquillità. La Baita Le Peschiere a Taibon. Qui i sapori autentici incontrano la montagna. Aperti a pranzo e a cena per momenti speciali con amici o in famiglia. Ideale per cene aziendali, compleanni e ricorrenze. Baita Le Peschiere. Dal martedì al venerdì a mezzogiorno. Menù a prezzo fisso €15. Prenota subito il tuo angolo di gusto. 0437 195 69 34. Il sabato 22 novembre dalle 16:30 Castagnata e vino buono per tutti. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno e ben ritrovati, pronti anche oggi per iniziare un'altra settimana. Lo facciamo con il titolo che fa riferimento alle Olimpiadi, verso Milano Cortina 2026. Sul Corriere delle Alpi, Olimpiadi e tassa di soggiorno, i sindaci, da noi nessun aumento. Il presidente della provincia Padrin, riteniamo giusto lasciarla invariata, sarebbe scorretto approfittarne per l'evento. Olimpiadi invernali, i sindaci bellunesi rinunciano alla possibilità di aumentare la tassa di soggiorno, non sarebbe corretto nei confronti di chi viene a casa nostra, anche se ci sono i giochi, dicono, ma non tutti la pensano così. Il Comune di Milano ha infatti deciso di raddoppiarla, portandola a €10 per tutto il 2026. I comuni del Bellunese hanno invece deciso di mantenerla invariata, anche se almeno una quindicina di sindaci della nostra provincia potrebbe approfittarne, visto la nuova norma del governo entrata in vigore. È un decreto infatti che dà questa possibilità, come spiega il Corriere delle Alpi in occasione dell'evento olimpico. Gazzettino insulta l'avversario, mangia banane. È successo di tutto sabato pomeriggio. Campo di calcio di Salce, campionato provinciale Under 19.
Di fronte Piave e Dinamo Vellai, ma la cronaca va ben oltre i 90 minuti e una partita di calcio. Nel primo tempo un calciatore della squadra ospite viene espulso e uscendo insulta una persona che segue la partita. A seguire gli animi si scaldano al punto che uno dei calciatori della Dinamo si rivolge a un avversario senegalese dicendogli mangia banane. Questi sono i fatti sicuri. L'insulto è confermato, seppur minimizzato, dai dirigenti del Piave. Sono cose di campo, sono cose di calcio, seppure esagerate, niente di più. L'episodio è invece negato dalla squadra feltrina. Perché parlarne? Sicuramente perché il tema è scontante e un insulto del genere, a cui sono comunque seguite delle scuse, va catalogato alla voce razzismo. Centropagina sul consueto appuntamento per San Martino, castagne e pioggia in tanti alla fiera e per 7 ville. Zanolla invoca strumenti per reagire ai delinquenti, furti, risse con accoltellamento, il boss di Ozon, i cittadini sono preoccupati e il sindaco spiega che il problema sono gli strumenti che mancano nelle mani delle amministrazioni. Noi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità, temiamo un costante contatto con le forze dell'ordine, facciamo uscire più spesso possibile i nostri vigili nelle ore serali, però non è semplice arginare queste situazioni. Infatti, ne dà notizia oggi il Corriere delle Alpi in prima pagina di un'altra serie di furti. Questa volta non è il feltrino coinvolto, furti a raffica a Belluno, ladri scatenati e l'invito a segnalare persone sospette. Alessia Forzin, 2 furti consumati, 2 tentati tra il capoluogo e Limana nella serata di sabato. I ladri sono riusciti ad entrare in una casa a Vezzano, alle porte di Belluno e in una a Pieve di Limana. In quest'ultima hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, hanno forzato un infisso, sono entrati nell'abitazione, hanno portato via monili e preziosi. L'importo da quantificare, valore economico va aggiunto quello affettivo che spesso i gioielli rappresentano per una famiglia e il danno all'infisso che è stato scassinato per entrare in casa. Quando i residenti sono rientrati e hanno chiamato i carabinieri, la denuncia è stata presentata ieri. Indagano i militari, la compagnia di Feltre. La notizia si è diffusa rapidamente sui social. Ha corso attraverso le chat WhatsApp con alcune persone che hanno anche segnalato un'auto sospetta in zona, un Audi A6. Indaga invece la polizia sul furto commesso sempre sabato a Vezzano, frazione bellunese. I malviventi hanno tentato di entrare anche in altre 2 abitazioni, hanno desistito forse disturbati o non sono riusciti a forzare gli infissi. In città cresce la paura, a Salce compare un cartello nei giorni scorsi, invita la popolazione a prestare particolare attenzione. Nei giorni scorsi rinvenuto sul ciglio di una strada locale uno zaino contenente attrezzatura per furti. Il capo frazione che firma il cartello informa che sono state avvisate le forze dell'ordine. Su loro esplicita richiesta di collaborazione invitano i residenti a segnalare a polizia e carabinieri comportamenti, persone, mezzi sospetti che si aggirano in zona. Per la cronaca, auto contro una recinzione, poi contro un veicolo in sosta. È successo a Valle di Cadore nella notte tra sabato e ieri. Si è trattato di un'uscita autonoma, il conducente ha perso il controllo del mezzo, è finito per ribaltarsi su un fianco dopo aver abbattuto una macchina a una recinzione. I vigili del fuoco di Pieve di Cadore hanno messo in sicurezza l'area, i mezzi coinvolti hanno concluso l'intervento alle 5:30. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri per le verifiche e il ripristino della sicurezza. Oggi ad Alleghe si inaugura il nuovo distretto sanitario, o meglio la posa della prima pietra. Ne parla Gianni Santomano. Ci sarà la posa della prima pietra del nuovo distretto sanitario di Alleghe. Lo annuncia il sindaco del paese Danilo De Toni, soddisfatto che, dopo un lungo iter decisionale e burocratico, i lavori per dotare l'intero Alto Cordevole di un servizio sanitario possano partire. La decisione era stata presa nel giugno 2021 con l'accordo di programma quadro per le aree interne, strategia d'area Unione Montana Gordina.
Il comune di Alleghe venne indicato come soggetto attuatore dell'intervento denominato potenziamento della rete ambulatoriale e territoriale attraverso l'adeguamento ed ampliamento della sede periferica di Caprile del distretto di Belluno. Poi si è deciso di costruire un distretto ex novo al primo piano del fabbricato che verrà realizzato in località Vallazza lungo la strada tra Alleghe e Caprile. Nello stesso al piano terra troverà collocazione grazie ai fondi di confine la Croce Verde con alloggio per i volontari di turno. A seguito della gara d'appalto gestita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Gordina, i lavori sono stati affidati all'impresa LF Costruzioni SRL di Ponzano Veneto, che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso dell'8,4%. Oggi alle 11 dunque in località Vallazza la posa della prima pietra. Torniamo sul Corriere delle Alpi, eventi catastrofici, polizze troppo care, le piccole e medie imprese sono in difficoltà, scatta l'obbligo di assicurarsi entro il 31 dicembre, Sacchè dall'Appia, si arriva anche a 5-10 mila euro l'anno. Un'altra tegola in arrivo per le imprese medie, piccole e micro. Stiamo parlando dell'assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali introdotta dalla legge di bilancio del 24 per proteggere le imprese da danni causati da terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Un obbligo che significa una spesa alle volte importante, si parla anche di 5-10 mila euro per una polizza, per imprenditori che sono già alle prese con la crisi di questi ultimi anni. La legge, d'altro canto, è nata dopo i numerosi episodi registrati in Italia e non solo, danni causati da piogge intense o da franamenti di terreni e esondazioni di fiumi. Tutte circostanze che riportano al cambiamento climatico sempre più difficile da gestire. Ne sa qualche cosa lo stesso territorio bellunese. Da 7 anni ha dovuto fare i conti con la tempesta Vaia. La norma ha previsto un obbligo scaglionato per le medie imprese il 1 ottobre, per le piccole e micro il 31 dicembre. La polizza deve coprire i beni materiali iscritti a bilancio, fabbricati, impianti, macchinari. Non sono ad oggi previste sanzioni per chi non adempirà all'obbligo, ma le conseguenze della mancata stipula sono l'esclusione da agevolazioni, contributi, sovvenzioni pubbliche, oltre al fatto che se un'azienda non assicurata verrà colpita da eventi catastrofali, non sarà risarcita. Andiamo a Roccapietore. Dopo Vaia, tetto nuovo alla cella mortuaria di Roccapietore. Roccapietore. Si è conclusa questa settimana la sistemazione del tetto della cella mortuaria del cimitero di Roccapietore. La copertura si era staccata durante la tempesta Vaia e finalmente ora è stata sistemata. L'intervento si inserisce in un programma di manutenzione dei cimiteri di Roccapietore e Laste, che cuba un totale di oltre 60.000 euro. La cura e la manutenzione dei cimiteri è un'attenzione sempre in primo piano da parte degli amministratori, nel rispetto e nel ricordo di chi non c'è più. Gazzettino, effetto giochi in Zoldo, nessuno se n'è accorto, il vento olimpico non soffia sulla Val di Zoldo, alberghi e altre strutture dell'accoglienza turistica per ora non beneficiano del presunto flusso turistico generato dalle gare a Cortina. Solo a Fornesighe l'affittacamere Dormie di Sna, già 6 anni or sono, aveva dato la propria disponibilità alla Fondazione Milano Cortina e nelle settimane delle gare ospiterà alcuni autisti dei pullman. La breve rassegna parte dalla parte alta della valle, per ora non si è visto nulla, spiega Elisabetta De Feo, titolare del ristrutturato albergo Mae a Mare Zone. Tutto tace, nessuna richiesta legata alle Olimpiadi. Da Cortina in pensione da Pozzo, storico direttore del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Le regole d'Ampezzo cercano un nuovo direttore per il Parco Naturale Regionale, così come prevede la legge che istituì l'area protetta il 22 marzo del 1990. Viene quindi aperta una manifestazione di interesse per sostituire la funzione dirigenziale della struttura ricoperta da Michele da Pozzo. Trieste, 140 nuovi alpini ricevono il cappello con la penna in piazza Unità d'Italia.
Trieste. Sono 140 i nuovi alpini che, dopo 12 settimane di addestramento al Centro Addestramento Alpino di Aosta, hanno ricevuto in Piazza Unità d'Italia il tradizionale cappello con la penna, simbolo delle truppe alpine. La cerimonia si è aperta con la consegna del copricapo all'alpino Matteo Botta, primo classificato del corso Montenero III, premiato dal generale Lorenzo D'Addario. Tra i momenti più emozionanti, la consegna del cappello a Giorgio Perucchetti da parte di Paola Deldin, partigiana, classe 1923 e medaglia d'oro al valor militare, e quella a Gabriele Montesion, insignito dal sergente paracadutista Andrea Adorno, anch'egli medaglia d'oro. Il comandante delle truppe alpine Michele Risi e il presidente dell'ANA Sebastiano Favero hanno poi premiato 2 alpini meritevoli. Nella fase collettiva, i veci dell'ANA hanno consegnato simultaneamente il cappello ai giovani militari, rinnovando una tradizione storica. L'evento ha concluso un intenso percorso formativo dedicato all'alpinismo e alla mountain warfare. I neoalpini saranno ora assegnati ai reparti delle brigate Taurinense e Giulia. La cerimonia rientra nella settimana del cappello alpino, ricca di commemorazioni, esercitazioni, incontri ed eventi culturali dedicati alla storia e alle capacità operative degli alpini. Il focus sul Corriere delle Alpi, il turismo sulle Dolomiti, più stranieri, meno italiani, tutto il mondo s'affaccia sulle Dolomiti, le presenze di italiani dall'inizio dell'anno a Cortina e dintorni, dalla Gordino al Cadore al Comelico, ammontano a 1.609.000 giornate di permanenza, un totale di 3.270.000. Lo scorso anno, sempre nei primi 9 mesi, gli italiani erano stati più numerosi, 1.675.000. All'incremento dunque contribuiscono gli stranieri. Con una annotazione resta fermo il mercato di riferimento, che è quello tedesco. 164.000 presenze dalla Germania, numero inalterato tra un anno e l'altro. Gli austriaci sono aumentati di oltre 2.000 unità. Si registra la preoccupazione del fermo olimpico per quanto riguarda lo sci. Nuovo senso unico in via 1 Maggio all'Arma Via De Amicis, cambia la viabilità in centro a Castion e i residenti scrivono a sindaco, assessore e polizia locale: incroci troppo pericolosi, la situazione peggiorerà. Bar, negozi e cittadini di Polpette dicono no ai varchi elettronici. Succede a Ponte nelle Alpi. Ieri l'assemblea frazionale ha annunciata una raccolta firme per chiedere all'amministrazione di rivedere le decisioni prese sul fronte della viabilità. Fiera di San Martino Bagnata, arrivate 8.000 persone, grande successo comunque per la festa del patrono, nonostante la meteo sfavorevole. Caterina Molin trionfa all'Ancon Tattoo Convention con il primo posto al Best of Friday. Un fine settimana intenso, carico di energia, talento e adrenalina. Così si è presentata l'edizione 2025 dell'Unconventional International Tattoo Expo, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel panorama italiano del tatuaggio. Ospitata dal 7 al 9 novembre al Pala Casali di Ancona, la più grande struttura coperta stabile d'Italia, la convention ha riunito alcuni dei migliori artisti nazionali ed internazionali, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento assoluto per gli appassionati del settore. Tra i protagonisti di questa edizione spicca Caterina Molin di Belluno, tatuatrice già molto apprezzata nel panorama italiano, che ha conquistato il primo posto nella categoria Best of Friday. È stato un I 1000 passi di Alice Bettolo, la seconda stagione su Radio Più. La seconda stagione del diario radiofonico che torna a incantarci su Radio Più.
Alice Bettolo riparte da una valigia di quaderni consumati, ricordi, sogni e passi che hanno ispirato la seconda stagione di I 1000 passi, dai diari di Morgana, in onda dal 17 novembre su Radio Più. Voce intensa e nomade senza scarpe. Alice torna a raccontare il suo viaggio interiore e reale, dopo anni trascorsi soprattutto in Messico, dove ha lavorato come volontaria a Radio Caracol. La nuova serie, composta da 25 puntate più 2 extra, narra il percorso quotidiano di Morgana, alter ego narrativo che esplora trasformazioni personali più che luoghi. Questa stagione utilizza solo suoni registrati dall'autrice, rumori e melodie di viaggio. Intanto Alice sogna di aprire un ostello sul mare e già prepara la terza stagione del radiodramma. L'appuntamento con la prima puntata oggi alle 9, in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 9 del mattino. A dopo. Avete ascoltato la rassegna stampa locale dal 1983, dal lunedì al sabato alle 8.